Sì, ProBlood è un pochino una novità sia per le sue caratteristiche intrinseche, da dove deriva, e per quello che riesce a fare. È adatto anche per il biocontrollo e soprattutto riesce a controllare uno spettro di patogeni della vite interessante anche in evoluzione. Che cos'è questo nuovo ritrovato? È un fungicida formulato di origine naturale ed è uno dei pochi classificato a basso rischio. È un estratto acquoso di semi germinati di lupino bianco, la cui componente attiva ha un acronimo che è BLAD e che adesso vedremo. È formulato in un concentrato solubile, formulato naturalmente senza processi chimici, e per questo è anche classificabile come prodotto biologico. È attivo su, come dicevo, su una serie di patogeni sia della vite che di altre colture. Per la vite sono interessanti per ora la botrite e l'oidio, e stiamo facendo ulteriori studi perché la registrazione è arrivata molto rapidamente per molte colture e le proprietà del prodotto indicano che è attivo anche su molti altri patogeni. È autorizzato in agricoltura biologica. Rapidamente, da dove deriva, è una cosa molto particolare. Questo deriva dal catabolismo di una proteina di riserva che è contenuta all'interno dei semi del lupino, che durante la germinazione appunto produce questo polipeptide che si è visto ha un'attività fungicida molto molto forte. Nella formulazione ci sono appunto microformulanti che determinano anche una sua buona resistenza agli agenti esterni, che sono il calore e i raggi UV, e anche una discreta resistenza al dilatamento. È presente solo purtroppo nei semi di lupino dolce, quindi questo lo relega un po' solo a questa coltura. Come agisce? Dicevo prima, ha un'attività multisito. Per la sua grande affinità ai tessuti vegetali riesce a penetrare bene sia la parete cellulare che la membrana cellulare delle cellule fungine, e va a interferire su numerosi processi, sia all'interno del mitocondrio che del citoplasma, e soprattutto va anche a interferire sui cationi bivalenti presenti all'interno della cellula, legandosi ad essi e non rendendoli disponibili anche per i processi enzimatici che governano molte delle attività metaboliche della cellula fungina. E quindi questo provoca alterazioni del metabolismo molto importanti che portano attraverso stress ossidativi alla morte della cellula progressivamente. Dicevo prima, è registrato su numerose colture per il fatto di essere considerato una molecola a basso impatto. Noi intendevamo come registrazione soltanto la vite in prima battuta e la fragola, invece ci sono stati concessi anche numerosi altri impieghi. A noi ora interessano quelli sulla vite, per cui è omologato su botrite e su oidio. C'è una forchetta di applicazione che è un pochino più alta per l'impiego sulla vite, di 3 litri 2 all'ettaro. Sono concessi un numero massimo di trattamenti di 6 per anno, e l'intervallo tra i trattamenti di 7 giorni. Va aggiunto che non ha residuo ammesso fissato e non ha anche problemi di giorni di carenza dopo l'applicazione. Dove si posiziona? Chiaramente per botrite e per oidio ha una finestra di applicazione abbastanza ampia. Noi lo consigliamo, essendo in etichetta ammessi 6 applicazioni, lo possiamo applicare sia dalla fase di fine fioritura per la botrite fino ad un intervallo anche ampio che va molto vicino anche all'applicazione, appunto perché non ha residuo e non ha giorni di carenza previsti, e quindi volendo per le estazioni molto tardive si può andare ad applicare anche molto vicino alla raccolta. Per l'oidio vedete il dosaggio un po' più basso che avevo messo a punto, e anche qui si può intervenire dalla fase di fioritura fino al momento in cui
il grado è ancora sensibile alla malattia, quindi si va fino a prechiusura o invalettura. Qui alcune esperienze rapidamente, alcune esperienze fatte negli anni scorsi nei confronti della botrite. Qui abbiamo scelto chiaramente per mettere a punto il prodotto e per testarlo anche su valori assoluti delle condizioni abbastanza difficili. Vedete qui una prova svolta in provincia di Cuneo su una realtà molto sensibile, il non trattato aveva al momento del rilievo un livello di diffusione del 90%, quindi il prodotto è stato testato da solo a confronto con un altro standard biologico e in miscela con standard chimici. Vediamo che insomma nell'intervallo di 3 applicazioni, di cui la prima in fioritura e le altre 2 durante prechiusura e inviatura, il prodotto ha dato una riduzione della malattia molto molto significativa anche in condizioni così difficili. Qui un'altra prova, sempre in Piemonte, su Moscato, si vede che chiaramente intervenendo da questa fase sicuramente la combinazione con isofilamide e nella fase di prechiusura e 2 applicazioni successive hanno dato un contenimento molto importante della malattia. Qui un'esperienza interessante che abbiamo potuto svolgere sempre in questa prova, che è relativa a un asciume acido. Vediamo che rispetto al test che aveva un livello di infezione molto elevata, la combinazione di Kenji-Prolat, sempre con un calendario di 3 trattamenti, ha dato un contenimento di circa il 40-45% della malattia, che è sicuramente significativo e anche confrontabile con lo standard chimico con 3 interventi, e sicuramente una situazione molto interessante. Qui 2 esperienze su Elio, questa in provincia di Pescara, dove si metteva appunto il dosaggio. Vedete che tra i 2 litri e i 3 litri e 2 non c'è differenza significativa, quindi il prodotto si può applicare su Elio a 2 litri in maniera comprovata. Sono a confronto 3 strategie, una tutta biologica con apertura con lo zolfo, un'altra invece una combinazione con il Karma, sempre biologica, e a confronto con una strategia convenzionale. E sicuramente, come vedete nel penultimo istogramma, la strategia 2, quindi Karma più Prolat, ha dato risultati molto molto interessanti e paragonabili con la strategia convenzionale. Un'altra prova in provincia di Ravenna, qui nel 2020, 2 strategie, una completamente convenzionale e un'altra strategia che prevedeva gli ultimi 3 trattamenti con Prolat. Vediamo che i risultati sono confrontabili, se non migliorativi, con la strategia convenzionale. Le conclusioni, che un po' riassumono quello che è stato detto durante la presentazione, quindi un formulato di origine naturale riconosciuto a basso rischio, con un meccanismo di azione multisito, quindi interessante sia per il suo impiego che anche per la combinazione con altri eventuali prodotti che vengano applicati in miscela sia nel convenzionale che nel biologico. Un altro aspetto interessante è la sua estrema selettività e elasticità di applicazione e la possibilità di combinare il prodotto anche con altri prodotti convenzionali per andare a integrare o sinergizzare l'attività. Rapidamente, non so se ho ancora un paio di minuti, un minuto. Allora, illustriamo soltanto la strategia di difesa anticronosporica, la nostra convenzionale, che prevede l'applicazione di Valisetter, chiamate più Forpet, nella prima fase, quella prefiorale, nella fase intermedia la combinazione di ciazofamide più Forpet a cavallo della fioritura, poi ancora Mitigat, e la possibilità per recenti esperienze molto, molto interessanti di combinare anche su peronospora l'attività di Cocide più Karma, che hanno un'attività interessante che possono essere applicate anche nella fase più avanzata della malattia. Io chiuderei qui perché penso di non avere più tempo. 30 secondi. Va bene, allora anche la strategia antibotritica e antioidica convenzionale, nella quale si va a inserire nella fase finale il Prolat,
e sono presenti tutti i nostri antioidici a disposizione al catalogo, incluso il Kenja, che è un antibotritico, un SDHI che ha una forte azione collaterale anche su diciamo, l'oidio.